Bonjour à tous, dernière étape des camps à cuits dans le quartier de Saint-Joseph à Bastia cette semaine. Dernière étape avec la confrérie de Saint-Joseph, sans rôle, sans histoire, nous en parlons tout de suite avec José Gandolfi, le président de l'archiconfrérie de Saint-Joseph. RCFM e Campacui. Allora, la confraternita, se volete, è legata completamente alla storia du quartiere et à la storia della Chiesa. Pour essayer d'aller vite un peu dans l'explication de cette église qui a une spécificité, c'est que c'est une église qui a été rachetée et reconstruite avec les fonds privés des habitants du quartier. Pour aller encore plus vite, je dirais que cette église au départ n'en était pas une, c'était un couvent. C'était un couvent qui devait être habité par les servites de Marie en 1752-1753. Il arrive un problème, l'église s'effondre. Il a fallu encore quelques années, bien évidemment, pour la reconstruire. Les servites de Marie viennent s'y installer dans les années 1760-65. Bien, malheureusement, arrive là-dessus la Révolution française, qui s'accapare des biens de l'Église, qui la vide et qui transforme l'Église in granaggio. Ci mettono vino, granone, per l'armada, per le mule. E ci aspetta 1810-1812 per vedere a Chiesa messa in vendita per lo Stato francese. Allora, Maria vuole comprare, ma da questa messa ce n'è pochi, e face che gli abitanti di quartiere si uniscono e comprano la Chiesa. E a partire da questo momento così, mettono in piazza una confraterna che ha la carica di occuparsi della Chiesa, di rimetterla in ballo, di sacralizzarla e di fare cosa lei oggi è la Chiesa di San Giuseppe. Voilà. A parte di questi, voglio dire che la confraterna delega tutto un carico, di mantenere cerimonie, e feste, l'organizzazione delle feste, soprattutto in pensando a un affare che siamo quelli che hanno meritato di questa Chiesa e abbiamo l'obbligazione di mantenerla come ce l'hanno lasciata. Allora, la confraterna ha innanzitutto una visione cristiana di una cosa. Voglio dire che tutta l'annata manteniamo le tradizioni cristiane, voglio dire per cui che festeggiamo bella sicura San Giuseppe, che sono Noele, il mese di marzo, festeggiamo dopo, se lo si può dire festeggiare, partecipiamo a Via Croce, dopo festeggiamo di Borghercano San Giuseppe Operaio, il 1 maggio, dopo festeggiamo di noi appena più lontano, ma è quantunque la nostra parrocchia, festeggiamo San Brancà, festeggiamo a Madonna di Montserrat, partecipiamo con noi in cattedrale con Santa Maria alle feste del 15 agosto Santa Maria e dopo, se volete, finiamo l'annata con una santa che ci tiene veramente a cuore, voglio dire Madonna di Figaggiola, che ha una storia tremenda, e tanto faremo sino all'occhio di Figaggiola, che tutti i guasti ci conoscono, per celebrare a Madonna. Ma se volete, la confraterna è di noi un associo. La confraterna campa di noi fuori dalla Chiesa, siamo soprattutto un associo, e un associo campiamo tutte le settimane e organizziamo feste, ribasti, organizziamo aperitivi, organizziamo, se volete, l'8 settembre per esempio, stanno diciamo 90 persone che sono state invitate per la confraterna a mangiare le famose trippette di San Giuseppe. C'è un San Giuseppe allora è assai più grande, c'è 400-500 persone che vengono esperte i panzerotti con noi. Questa è tutta l'opera di San Giuseppe e proviamo attraverso l'associo a continuare a dare una certa vita al quartiere di San Giuseppe.
Et c'est ainsi que s'achève Et Campacui dans le quartier de Saint-Joseph à Bastia. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très vite. RCFM et Campacui.